coach Daniele Santarelli, utilizziamo una metafora, il primo passo di una maratona, 1-0 nella serie delle semifinali contro Novara, però che primo passo della Prosecco Docchi Moco? Sì, abbiamo iniziato con il piede giusto, con una squadra che di sicuro è una delle favorite insieme ad altre per fare un ottimo campionato e per portare a casa qualche trofeo. L'abbiamo già affrontata in Coppa Italia e la stiamo affrontando adesso in semifinale. Credo che sia una squadra che può mettere in difficoltà chiunque, lo hanno dimostrato con le vittorie con Scandicci e Milano di questa stagione. Credo che oggi per noi fosse probabilmente la partita un po' più semplice sulla carta, perché hanno giocato mercoledì il quarto di gara 3, è stata una gara per loro molto dispendiosa, probabilmente non si sono nemmeno allenati o non so quando, forse hanno fatto un allenamento, sono partiti per venire a giocare, quindi ero convinto che oggi fosse la partita da sfruttare nel migliore dei modi. Hanno anche una partita di Coppa martedì, quindi di sicuro per loro non è semplice gestire l'energia in questo momento, però comunque non toglie il fatto che noi abbiamo fatto una gran gara, abbiamo fatto molte cose molto bene, sbagliando poco, attaccando molto molto bene, facendo un gran lavoro di transizione e di contrattacco, facendo un ottimo lavoro secondo me con muro difesa. Oggi si è vista una bella Emoco, una bellissima Emoco, abbiamo fatto secondo me delle partenze sprint bellissime in ogni set per poi rilassarci un attimo quasi nella fase finale di ogni set, come se fosse tutto un po' troppo semplice. Non mi illudo, non sarà questa la serie, non sarà sempre così, la prossima a Novara sarà la gara più difficile perché loro giocheranno martedì in casa la Coppa e poi contro di noi sabato in casa, quindi si gestiranno nel migliore dei modi. Credo che la partita per loro di Coppa sia molto più semplice di quanto non sia questa di semifinale di campionato, quindi credo che la prossima sarà di sicuro completamente diversa. L'abbiamo vista in campionato quando abbiamo giocato da loro, noi dovremmo essere molto bravi per far qualcosa anche di meglio rispetto a quello che abbiamo fatto oggi, non farci prendere impreparati e poi cercare di tornare qui in casa e chiudere il discorso. Sappiamo però che non sarà facile, adesso il calendario ci permette di preparare questa semifinale nel migliore dei modi, non abbiamo mai avuto settimane del genere, se non all'inizio stagione. Questo è molto strano perché adesso ci sarebbe del tempo per lavorare tecnicamente, invece purtroppo è fine stagione, quindi c'è poco da fare. A una Novara normale però non si potranno concedere 19 errori. No, c'è da dire che quando sei molto aggressivo in tutto, quegli errori capitano. Quindi se guardiamo, noi per esempio abbiamo fatto 7 errori in attacco, che sono un numero ridicolo in 3 set, con 7 murate fatte, dove probabilmente possiamo fare meno errori, è in battuta, ne abbiamo fatti 11, 4 ha fatti Cri, che è molto strano, oggi di solito non ne fa così tanti, Bella è una che forza e quindi è giusto che faccia in questo modo qua, però c'è da dire che comunque abbiamo battuto molto bene perché hanno ricevuto esclamativo, palla distante dalla rete spessissimo, cercando di mettere in difficoltà un po' i loro centrali. Sì, dobbiamo cercare di sicuro di limitare un po' il numero di errori, però ripeto, quando uno cerca di essere aggressivo, cerca di attaccare ogni volta, è normale poi arrivare un po' all'errore, quindi qualcosa lo devo accettare, qualcosa devo lavorarci con la squadra e cercare di limitarlo un po'. Daniele, si è visto anche una squadra che non ha mai tolto il piede dall'acceleratore, ha continuato a spingere e anche, diciamo sì, ci sono stati gli errori, ma comunque è stato un crescendo nella partita e questo credo che sia un aspetto importante anche dal punto di vista della risposta fisica. Sì, quella mentalità lì dovrà essere così sempre, perché in queste serie o semifinale o finale o quella che sarà la Champions League, credo che uno non può permettersi di rilassarsi. Adesso abbiamo la fortuna di giocare una partita a settimana, quindi perché rilassarsi e perché gestirsi? Adesso la squadra deve spingere sull'acceleratore, poi quando vedi una squadra in difficoltà dall'altra parte ne devi approfittare nel migliore dei modi. Credo che oggi sia stata un'Imoco bella anche per questo, per il fatto di aver fatto pochi down e molti up, secondo me. Ripeto, secondo me a Novara sarà un pochino differente e forse dovremmo fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto oggi. Uno è probabilmente il numero di errori, due è forse la gestione di certe situazioni in attacco dove possiamo fare un pochino meglio. E forse tra le giocatrici che hanno spinto maggiormente il piede sull'acceleratore c'è stata Zu, che forse ha giocato una delle più belle partite di quest'anno. Ma sfido chiunque a dire che Giù non stia facendo una bella stagione, credo che stia giocando una stagione impeccabile, credo che si trovi benissimo a Conegliano con questo gruppo, tutti riconosciamo il suo enorme talento. Oggi ha fatto una partita esemplare in cui ha sfoggiato un po' di tutto, certe situazioni che solo lei può risolvere, perché
quando vedi un giocatore attaccare senza rincorsa e fare i colpi diagonale stretta o pallonetti tattici, li può far solo lei in questa squadra, non li fa nessun altro. Lo fa un po' dalla sua altezza, e non tutte sono alte come lei, ma questo è un bel gruppo alto, fisico. L'altro è probabilmente l'aspetto tecnico, che è eccezionale. Vedere un giocatore di così alta statura fare certe cose con questa disinvoltura, questa semplicità, è qualcosa di incredibile. L'abbiamo ammirata contro di noi per tanti anni e ce l'abbiamo noi, ce la teniamo stretta.